assolutamente mi auguro che andiamo avanti velocemente anche con la curva che è stata ferma per un po' di tempo e spero che questo aiuti a far sì che vengano velocizzati tutti i lavori dello stadio. Lo sguardo ora è al futuro, alla ripresa dei lavori della curva sud dello stadio Uganeo, ma non nasconde il sollievo Sergio Giordani all'indomani della notizia dell'archiviazione della sua posizione e di quella dell'assessore allo sport Diego Bonavina, accusati di concussione nell'inchiesta sui cantieri dell'opera. Sono ovviamente soddisfatto, ero anche tranquillo, devo dire, nel tempo, però insomma, è giusto che la magistratura indaghi perché così siamo tutti più tranquilli. Quando uno dispone di risorse pubbliche è giusto che sia controllato, per cui ringrazio anche della celerità con cui hai svolto l'indagine, è stata piena collaborazione da parte mia, da parte di tutta la struttura. Il sindaco e l'assessore erano stati accusati di aver messo pressione per far finire i lavori in vista della campagna elettorale della scorsa primavera, ma il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione delle accuse proposte dal pubblico ministero. Felice anche l'assessore Bonavina, che dice di essersi tolto un grosso fardello. Rimane il fatto che c'è un cantiere, c'è un'opera pubblica che è ferma e quindi la mia preoccupazione è tale quale quella di 6 mesi fa. E adesso però magari c'è anche un'altra testa per potercela mettere dentro e l'auspicio è quello che si riprenda a lavorare, che si riprenda e si prosegua su una strada che, voglio ricordarlo, è stata interrotta a pochi giorni dalla conclusione. Il cantiere della curva sud è fermo da novembre del 2022, ad inizio febbraio era stato dissequestrato. Per riprendere i lavori servirà un nuovo bando, ma l'assessore Bonavina questa volta preferisce non dare una data precisa. L'esperienza ormai mi dice che i tempi non dovete più chiedermeli perché quelli mi hanno fregato. Onestamente adesso vi posso assicurare che abbiamo tutti i tecnici comunali del settore degli impianti sportivi che stanno lavorando su questo, stanno lavorando sullo stadio Uganeo, stiamo andando avanti con lo stato di consistenza, vogliamo assolutamente portare avanti quest'opera e l'auspicio è che insomma, quanto prima si possa ripartire.